Vi ringrazio. Passo la parola al professor Guido Nardi, capolista regionale di Ecologia e Libertà. Per l'invito, ma io sono d'accordo con molte, direi tutte o quasi tutte le cose che sono state dette, e quindi a questo punto, anche per non appesantire troppo, vorrei dire alcune cose magari anche che non sono state dette o parzialmente critiche rispetto ad alcune sfumature. Allora, la prima cosa è questa. Io credo che noi dobbiamo riflettere sulle ragioni per le quali la sinistra nel nostro paese non riesce più a essere percepita dai lavoratori come uno strumento utile per migliorare la loro condizione. Il fatto che siamo in Emilia-Romagna, dove le cose vanno un po' meglio da questo punto di vista, non ci esime dal porci questa domanda, che per la verità non è una domanda solo relativa alla situazione dell'Italia, ma di tutto il mondo occidentale, dove le esperienze anche socialdemocratiche sono in crisi da questo punto di vista. Ci sono state nei decenni scorsi delle teorie all'interno della sinistra che per esempio dicevano che il mondo del lavoro non era più rappresentabile, addirittura non era più un fattore progressivo, e quindi dicevano che invece bisognava dedicarsi al mondo dei diritti individuali, dei diritti civili e così via. Io non ho mai creduto in questo, mi venivo considerato un po' vetero per questa ragione. Io ritengo che in questo momento la crisi che tutto il mondo sta attraversando, crisi del modello capitalista, economico, liberista, adesso non sta vivendo, ci consente di riprendere una riflessione su questo punto. Adesso questo non è un convegno, è un dibattito preelettorale, però secondo me noi la riflessione su questo punto ce la dovremmo sempre portare dietro nelle cose che facciamo, perché c'è un problema drammatico, almeno per chi come me è cresciuto pensando, sapendo che la sinistra innanzitutto rappresentava il mondo del lavoro. Siccome oggi corriamo il rischio che il mondo del lavoro rappresentino altri, per me questo è un problema. E non sto qui a dire, diciamo, se è colpa di uno, penso che ce ne sia per tutti da questo punto di vista, no? Io non mi ritrovo quasi mai nella narrazione del lavoro che viene fatta anche da persone di sinistra, dove si parla del lavoro solo come una sfiga, perché è chiaro che fuori dire che il lavoratore, perché è precario, perché lavora in un ambiente sicuro, è una condizione da sfigato, alla fine un lavoratore fa anche fatica a ritrovarsi in questa narrazione, no? Perché il lavoro, per fortuna, anche nelle condizioni deprecabili, estreme, e che tutti quanti dobbiamo combattere, però non è solo sfiga, è anche uno strumento attraverso il quale la persona cerca di realizzarsi. O noi recuperiamo questa parte qui, altrimenti si fa fatica, no? Perché abbiamo esperienze personali. No? Il parente che è andato un po' giù di testa, sappiamo che è fondamentale mantenere i rapporti di lavoro, se no impazzisce del tutto, no? Abbiamo la persona un po' handicappata o diversamente abile, sappiamo quanto è importante essere nel mondo, quindi il lavoro oggi è ancora uno strumento fondamentale per realizzarsi, dare un senso. Noi dobbiamo essere capaci di riappropriarsi di questo, a maggior ragione combattere diciamo, la condizione di pericolo del lavoro, la precarietà e tutte le condizioni di sfruttamento, però dobbiamo farlo capaci di riappropriarci del valore sociale, del valore del lavoro, del valore sociale del lavoro. E qui ce n'è per tutti, perché effettivamente da questo punto di vista abbiamo perso molti colpi, tutti come si. Ecco, la crisi non passa da sola, secondo me, non passa da sola in Italia, il governo sta aspettando che passi, non passa da sola neanche in Emilia Romagna. È giusto cercare di attraversarla, però bisogna sapere che se non cambiano molte cose, fra 2 anni non sarà come 2 anni fa. Cioè, ci sono delle cose che vanno irrimediabilmente perdute e bisogna pensare a qualcosa di diverso per affrontarle. Tra l'altro, scusatemi, secondo me va interpretato bene, o corretto, questo dato qui, che dice che nella nostra regione
il 62,7% delle persone lavora sui servizi e il 33,6% sull'industria. Sì, è vero che è così, ma di quel 62,7% che lavora nei servizi, credo circa un 15%, 15-20% lavora nei servizi per l'industria. Se l'industria va in crisi, incide per più del 50% della produzione di ricchezza di questa regione. Cioè, 30 anni fa, quando io lavoravo in GD, o quando è stato il personale delle pulizie, così come tante altre persone, erano tutti dipendenti dalla GD, dove lavoravo e lavoro tuttora. Adesso in GD tutte le mattine vengono 400 persone a lavorare che sono classificate come servizi, ma lavorano tutti per la GD. Se la GD dovesse avere una crisi, questo faccio degli esempi, quindi l'influenza dell'industria sulla ricchezza di questa provincia e di questa regione è più alta di quanto dice questa e non sono sostituibili. Anche questa è una cosa secondo me sulla quale bisogna essere piuttosto secchi. Non è vero che è facile creare posti di lavoro nelle nuove tecnologie, quelle diciamo che ci vengono raccontate dagli americani, perché è più facile in questo momento qui esportare in India del lavoro di informatizzazione che non del lavoro meccanico. Ok, ci siamo? Stanno esportando in India un pacco di lavoro di informatizzazione, i call center, tutte queste cose qui. Si sa che è molto più facile farlo, quindi noi dobbiamo vedere quali sono le nostre eccellenze produttive e cosa possiamo fare. Io ho un rapporto di vecchia consuetudine, diciamo così, anche piuttosto schietta con Duccio, e devo fare una premessa. Io penso che Duccio abbia fatto un grande lavoro come assessore, lo devo dire sinceramente. Ritengo ugualmente però che ci sia stato, diciamo così, qualche problema, nel senso che a mio parere abbiamo con un po' troppo ritardo ammesso il fatto che qui la crisi era pesante, anche qui. Perché penso che non è un problema di Duccio, è un problema, diciamo così, di come ce la siamo raccontata per molto tempo, che per troppo tempo siamo stati convinti che il modello emiliano potesse ancora rappresentare una differenza positiva. Il che in parte è vero, però tutta la teoria del piccolo è bello, no? È da tempo che abbiamo capito invece che non è più valido. Cioè piccolo è bello in alcuni settori magari nuovi, può essere anche bellissimo, se pensi a tutta la cosa dei chilometri zero, produzioni, così, lì c'è una nicchia importante, qualificata, sulla quale è possibile coltivare delle eccellenze anche di piccole imprese. Ma se vuoi stare sui mercati internazionali con la forza di cui diceva prima Lucio, non ci stai col piccolo e bello, ci stai con delle realtà molto strutturate e molto forti sul piano tecnologico. Faccio un altro esempio sull'azienda che mi riguarda, che non è il mondo intero, lo so bene, però la GD ha 2 anni di lavoro, è l'unica azienda forse di Bologna che ha 2 anni, azienda grossa, che ha 2 anni di commesse già piene quest'anno e il prossimo anno, perché ha venduto tecnologia ai cinesi e in cambio i cinesi hanno fatto un sacco di ordini che gli garantiscono 2 anni di lavoro. Ma o la GD è in grado in questi 2 o 3 anni di innovare ancora e di dedicare un sacco di milioni di euro alla ricerca, altrimenti i cinesi con la tecnologia che si sono comprati fra 3 anni no, non importa che aggiunga altro, no? Quindi il problema che noi abbiamo è quello di avere imprese della dimensione necessaria, sufficiente per fare innovazione. Noi abbiamo alcuni settori di grande eccellenza, il packaging e molti altri, per la verità,